E a me è come è un tonfo al cuore. Io lo capisco, sto male per lui. La solidarietà di Graziano Stacchio all'imprenditore Zancan, vicenda che riporta la memoria indietro di 10 anni, quando una tentata rapina ai danni dello store Zancan, poco distante dall'azienda presa di mira ora, costò la vita ad uno dei banditi. All'assalto all'azienda, a fianco del suo distributore, quel 3 febbraio 2015, rispose il benzinaio Graziano Stacchio, non esitando ad imbracciare un fucile, un incubo che ritorna. Sono passati 10 anni, si pensava che certe cose non succedessero più perché nel passato di Zio Robertino c'è una storia drammatica di episodi e questa proprio è il culmine, ma non doveva neanche pensarsi di che potesse succedere questo. Incredulità e vicinanza dal territorio e dal mondo della politica. Non è possibile che una persona che si difende a casa sua difende la propria proprietà, ma per l'ennesima volta ricordo che Robertino è stato sequestrato in casa, è successo un disastro 10 anni fa nel negozio, adesso vanno nella bottega dove produce i suoi prodotti, uno non può dormire con un occhio aperto ogni notte. Io in particolare e l'amministrazione esprimiamo tutta la nostra solidarietà nei confronti, di Zancan perché è stato un evento veramente problematico e difficile.